Rieccoci insieme. Stavamo parlando fuori onda, però l'argomento è molto interessante e riguarda, ai noi, i pensionati, perché si accennava appunto alla prevenzione. Questione sanità. Questione sanità che nello stesso territorio padovano, di Padova e provincia, che è un territorio estremamente grande, diverso, frastagliato, abbiamo la zona appunto dell'alta e della bassa, che sono territori disomogenei. La questione sanità e sociosanitaria, che riguarda in modo vicinissimo i pensionati, perché hanno bisogno, non autosufficienti, hanno bisogno di un supporto, comunque hanno più bisogno di sanità che non altre fasce, salvo purtroppo problemi, vabbè, quelli legati ad altre situazioni, non è gestita in un modo consono. Che cosa riscontrate voi? Anche dal punto delle analisi che stavamo facendo. Sì, succede molto spesso che un anziano, parliamo di anziani, che si rivolge alla sanità, ha necessità di numerose cure e di essere seguito non solo per una patologia, ma per una serie di patologie diverse, ovviamente correlate. E quindi succede molto spesso che si trova un po' spaesato. Perché? Perché la sanità è un po' dispersiva sostanzialmente, lo dicevamo prima fuori onda, no? Si leggeva che le risorse non vengono poi gestite in modo così lineare per tutti, no? La sanità è un po' dispersiva, l'anziano ha bisogno di essere preso in carico in toto, ma a un certo punto si perde la presa in carico e quindi si incentiva, diciamo, il privato, per esempio. Quindi anche molto spesso succede che è più facile rivolgersi alla sanità privata invece che a quella pubblica, perché è più veloce e quindi c'è una dispersione e anche uno spreco di risorse. No, lo si leggeva anche l'altro giorno, c'è un 22 miliardi di sprechi di risorse nella sanità a livello nazionale, sono dati del Ministero della Sanità. Anche se questo a livello nazionale, magari dopo entrando con la lente di ingrandimento a livello locale, per fortuna da noi cambiano un po' le cose, dico per fortuna. Fortunatamente da noi cambiano, però il problema per esempio delle liste d'attesa esiste ancora, non riusciamo a risolverlo neanche nel Veneto. Esiste ancora, perché quando chiamo per una visita e me la fissano fra 5-6 mesi, insomma a volte mi viene più semplice chiamare la struttura privata e andare a pagamento. Adesso con gli anziani succede meno perché non hanno risorse economiche, no? Cioè, con la crisi si è ancora di più potenziata questa cosa. Che cosa chiedereste quindi a livello politico alla Regione? Perché ci sarà poi anche l'occasione in cui interverrà l'assessore alle politiche sociali, no? Su quanto riguarda la sanità, per quanto riguarda la sanità, quelle cose che ha detto la Barbara sulle liste di attesa. Noi abbiamo avuto un incontro con il nuovo direttore dell'USL 6 di Padova. Lui mi diceva che per quanto riguarda le liste di attesa era il 90% dell'ok delle liste di attesa. 90% noi su questo abbiamo dei grossi dubbi e infatti è nostra intenzione fare anche qua un questionario, di andare nelle USL per capire come è veramente la situazione su questo. Ma inoltre ci sono molti problemi aperti e ci preoccupa questa USL unica di tutta la provincia con quasi 1 milione di abitanti. Non ci sono gli ospedali di comunità, come si diceva, che venivano fatti. Non ci sono perché non ci sono i finanziamenti. Non c'è la medicina di gruppo integrata H24 e quindi anche questa è una cosa che si doveva fare e non si fa. In alcune realtà c'è, in altre realtà non c'è assolutamente. Quindi mancano questi finanziamenti. Per quanto riguarda il sociale, qua chiediamo anche alla Regione che vi siano più attenzione e risorse per quanto riguarda l'assistenza integrata, l'assistenza domiciliare. E che cosa vi aspettate come tipo di risposta a seguito di qualche iniziativa che è stata fatta comunque in Regione?
Ma io mi rendo Cosa conto bisogna- che, l'abbiamo detto anche prima, gli stanziamenti ai comuni e alle regioni ovviamente sono sempre minori e quindi anche le istituzioni fanno fatica a dare risposte concrete dal punto di vista economico. Però organizzativo si può intervenire secondo voi? Ma organizzativo si può intervenire probabilmente anche a livello sanità, adesso che c'è l'USL unica, bisognerebbe con un po' di velocità magari in più riuscire ad organizzare, basterebbe probabilmente organizzare. Quando Dino parla di ospedali di comunità, ci sono, perché le vecchie strutture dismesse ci sono, bisognerebbe capire se è possibile riaprirle. Cioè, faccio un esempio, l'ospedale di Este c'è, è lì, è una struttura, ma una parte riusciamo a metterla a disposizione come ospedale di comunità? Sembra di sì sulla carta, ma praticamente deve essere ancora attuata questa cosa. Capito? Quindi intanto si resta vacanti. E intanto si resta vacanti. Con Sulla medicina di gruppo bisognerebbe intervenire non solo economicamente, che non credo che sia solo una questione economica, anche se qualcuno la fa meramente economica, ma provando ad essere un po' più incisivi nei confronti per esempio dei medici di base che hanno già ottenuto comunque, se non sbaglio, una loro rivendicazione economica. No? Infatti, quindi, dal punto di vista economico adesso bisogna farle ovviamente. Che cosa è che ancora non è stato fatto? Perché non si è attivata? Quello lo chiederemo ovviamente sabato alla Regione, alle nostre istituzioni. C'era quel problema con i medici di base che dovevano rivendicare, sembrava fosse risolto e quindi tutto automatico. Adesso bisogna ovviamente che ogni piccola parte prenda i comuni e comuni inteso quindi i medici all'interno dei comuni e tra virgolette li obblighino a creare la medicina di gruppo, dando quindi spazi, finanziamenti. Anche qua è una questione di rete anche in questo caso, no? Cioè non c'è comunicazione praticamente. Mettiamoci insieme, mettiamo le istituzioni, provincia, regione, comuni, insieme ai medici di base, proviamo a trovare la quadra del cerchio, perché se no rimangono solo cose dette e scritte sulla carta. La medicina di gruppo a Padova esiste credo in 2 o 3 comuni, non ce n'è in quantità. Nell'Alta Padovana. Nell'Alta Padovana. E quindi le persone anziane, che poi voi avete contatto come anche ANP con tantissimi pensionati, che cos'è che chiedono soprattutto? Quindi qual è la prima istanza di cui hanno bisogno e che non c'è? Certo, sappiamo che stiamo parlando comunque di un livello sociosanitario che esiste in altre parti d'Italia, non c'è, vabbè, però c'è sempre qualcosa da fare. Che cosa vi risulta? I pensionati, prima cosa che chiedono da tanti anni è l'aumento delle pensioni. Quindi quello resta lo zoccolo. Insomma, è uno che prende una minima, è chiaro che non sta vivendo una vecchiaia serena, ma piena di preoccupazioni. Il governo ha dato delle risposte, secondo voi? Bene, come lei sa, noi come ANP di Padova abbiamo lanciato 2 anni fa questa petizione sull'aumento delle pensioni minime e basse, quindi fino a 1.000 euro. Abbiamo raccolto oltre 100.000 firme dicendo no anche ai vitalizi. Abbiamo presentato queste firme in Parlamento, al Governo, un po' dappertutto. Abbiamo avuto anche gli incontri con i parlamentari padovani l'anno scorso. Adesso si ripeterà questi incontri con i vari parlamentari prima della prossima finanziaria e posso dire che per la prima volta dopo decenni abbiamo avuto un piccolo risultato, non è che siamo soddisfatti, però per la prima volta un piccolo aumento sulle pensioni basse c'è stato. Noi chiedevamo gli 80 euro del bonus anche per i pensionati, come è stato dato ai lavoratori,
con redditi bassi, e purtroppo non abbiamo ottenuto questo, ma un piccolo risultato che si aggira grosso modo sui 50-60 euro al mese nella 14ª è qualcosa. Ecco, su questa questione della 14ª vorrei dire una cosa per i pensionati che ci ascoltano, che col 1° luglio vi sarà questa 14ª che prima era fino a 7.200 euro, ora è passata a 9.786 euro, lordi. Quindi si è allargata, allargata la platea, però anche qua non è che questo importo della 14ª sia uguale per tutti, perché dipende anche dagli anni contributivi che uno ha. Se uno ha 15 anni, 25 o oltre, e più contributi ha, più anni ha, più sarà la 14ª. Chiaro. Allora invitiamo anche i nostri pensionati che sono interessati a questo di vigilare, di stare attenti e di passare magari anche per un controllo presso i nostri uffici. La 14ª sarà un aumento dai 336 euro fino a 655, quindi poco ma qualcosa c'è. Ecco, la mia preoccupazione è che qualche pensionato non possa avere la 14ª perché vi sono stati dei calcoli magari errati, eccetera, e quindi di passare, di verificare presso i nostri uffici, che è un servizio gratuito. Assolutamente, ecco. Lei, infatti, rispondendo a questo noi messaggio, su questa ci è arrivato un messaggio di una signora prima che diceva prende 600 euro al mese, magari la signora potrebbe rientrare in uno di questi casi, che anche per la 14ª avere un beneficio. E quindi bisogna stare molto attenti anche per gli anni contributivi, eccetera, perché in base anche agli anni contributivi e non solo l'età. Su questa questione noi non molliamo, avremo prossimamente incontri ancora con i parlamentari, perché su questa questione vogliamo che ci sia un po' più di giustizia, perché non è possibile in un paese civile che vi siano queste situazioni di milioni di pensionati che vivono una vecchiaia veramente male, insomma, no? Certo. Ecco, arriva l'estate, per noi pensionati il periodo più difficile, perché tutti vanno via, figli compresi, come giusto che sia. Voi come associazione cosa farete per gli anziani padovani? Questa è una bella domanda, perché poi veramente vi riguarda, è contingente. Sì, infatti l'estate è il periodo più difficile per i pensionati, perché molto spesso sono soli e al caldo soprattutto, non è esclusa, non tutti hanno i condizionatori, quindi il periodo è un po' più difficile anche per quello. Oltre alle cose che già fanno i comuni, noi siamo presenti in tutta la provincia di Padova con dei nostri referenti. Ovvio che non riusciamo a dare risposta a tutti i pensionati, però attiveremo delle iniziative ad hoc proprio per un coinvolgimento e soprattutto una sorta di accompagnamento ai pensionati, anche a livello solo di compagnia, perché molto spesso c'è questa cosa che il pensionato rimane a casa da solo. Sì. Ha bisogno, ma quello succede anche nei periodi extra estivi sostanzialmente, quindi proveremo nei limiti del possibile della nostra presenza, ovviamente, perché non siamo presenti in tutti i comuni, ma proveremo ad attivare iniziative che permettano anche il fatto che il pensionato non si senta solo. Quindi occasioni di aggregazione, sì. Quindi questi momenti di convivialità, di socialità. Bisognerebbe sempre di più organizzare questo tipo di cose. Guardi, non so se abbiamo la possibilità di dirlo, ma una delle cose che vengono fuori da uno studio fatto dal professore di Ca' Foscari, Giacomo Pasini, che presenterà anche in quell'occasione il convegno, è che il pensionato ha necessità di avere vicino qualcuno, molto spesso non ha figli, e il pensionato vive meglio nel momento in cui ha vicino degli amici, dei conoscenti che sopperiscono alla mancanza
dei familiari. Quindi sostanzialmente una delle cose importanti sono le reti sociali all'interno proprio anche di vicinato. Assolutamente. Andiamo in pubblicità, poi noi leggiamo sempre i vostri messaggi, quindi voi mandateli tra poco.